Questa va in diretta. Eccoci qua, ben arrivati cari telespettatori con i nostri ospiti. Andiamo a cercare di capire il ruolo del Consorzio Veneto Garanzie, l'importanza che viene ad avere, a chi dà supporto e soprattutto quali sono i meccanismi di funzionamento. Non è una cosa secondaria, è molto importante per i piccoli imprenditori, per il settore degli artigiani, e a spiegarci i meandri, diciamo, di quest'ambito estremamente strategico per l'economia sarà il presidente di Consorzio Veneto Garanzie, Mario Daniele Citron, ben ritornato qui con noi. Buongiorno. Grazie di essere in studio, e il vicepresidente Renato Caldart, grazie anche a lei. Grazie. Allora, vediamo un po' di dare lumi ai nostri telespettatori senza dare per scontato nulla, perché tante volte quando si parla di enti con gli addetti ai lavori, dice, beh, tutti lo sanno, invece non è assolutamente così, ci scrivono e poi dice no, non date per scontato, noi lavoriamo e non ci occupiamo di questo, quindi allora, tanto per far capire in parole povere che organismo rappresentiamo io e il collega Renato. Allora, noi siamo, diciamo così, una struttura che ormai opera a livello regionale, perché abbiamo nel 2014 fatto una fusione che ha conglobato 4 entità, una cooperativa artigiana di Belluno, di cui era presidente quel nostro Renato Caldart, attualmente vicepresidente del consorzio, la cooperativa artigiana di Treviso e quella di Verona. Questa struttura si è conglobata nel consorzio regionale di garanzia di Venezia, che in pratica era una struttura che rappresentava tutte le cooperative artigiane di garanzia che esistevano sui territori provinciali, che sono da sempre state emanazione di Confartigianato per quanto riguarda l'erogazione di garanzia a supporto delle imprese quando devono andare in banca o hanno bisogno di uno sostegno ulteriore per avere più, diciamo così, affidamenti o una garanzia del rapporto bancario. Bene, dal 2014 questa entità si è fusa nelle 4 strutture che dicevo prima, e oggi operiamo oltre a su queste 4 province anche a Padova e Rovigo. Diciamo così, non siamo ancora arrivati a Vicenza perché c'è già un'altra realtà come la nostra, sempre di Confartigianato, e questo è il core business nostro, è accompagnare l'impresa in banca. Consulenza, insomma, sostanzialmente. Anche. Principalmente noi forniamo la garanzia, è un rapporto convenzionato tra impresa e banca. Questo è la nostra mission. E prima dell'inizio della crisi noi eravamo da sempre riconosciuti come uno strumento di difesa nei confronti del mondo bancario, nel senso che una piccola impresa, essendo poco strutturata e avendo naturalmente qualche, tra virgolette, malattia cronica, diciamo così, noi da sempre ci siamo adoperati perché questo fosse, diciamo così, l'impresa, anche purché piccola, avendo tutto sommato dei fondamentali ottimi, e che da sempre la piccola impresa artigiana non ha mai generato buchi profondi come ha generato qualche piccola e media impresa, noi da sempre abbiamo sostenuto l'impresa in questo. Negli anni della crisi questo è venuto un po' a mancare per effetto di quello che sappiamo. Infatti c'è stato un momento di vacazio, certo, qual modo, oppure di non possibilità di fare quello che dovevate fare normalmente. Un brusco calo di operatività, insomma, dovuto anche al nostro passaggio e adeguamento, perché insomma volumi ne facciamo parecchi e ci siamo dovuti anche adeguare e iscrivere a essere assoggettati alla vigilanza di Banca d'Italia, e questo naturalmente ha portato costi naturalmente e, diciamo così, adeguamento della struttura in maniera importante. Poi sappiamo tutti che già una fusione di per sé tra 4 soggetti può creare delle difficoltà. In un momento poi di crisi come quello che abbiamo passato noi in questi ultimi anni, è chiaro che insomma, ha accentuato un po' le cose. Però insomma, adesso torniamo, abbiamo superato dei momenti difficili, ci siamo adeguati e vogliamo essere di nuovo, assieme all'associazione di categoria come Confartigianato, in cui siamo presenti su tutto il territorio e nei loro sportelli, essere ancora chiamiamolo così, il baluardo di difesa della piccola impresa quando deve entrare in banca, e accompagnarlo con la consulenza, come diceva lei. Esatto. Che cosa dovrebbero sapere bene gli artigiani in generale, a prescindere poi di appartenenza? Secondo lei che cosa invece manca, che ancora sono un po' latitanti o forse non hanno ben percepito? Anche i giovani artigiani, chi si cimenta in questa attività? Sì, fondamentale è proprio la cultura che forse non è stata fatta negli anni precedenti, del concetto di un'azienda anche piccola, anche monopersona, diciamo,
ma i conti devono tornare, devono essere ben confezionati, devono essere, i numeri devono, diciamo, dare dei risultati che sono necessari per redigere un qualsiasi piano di richiesta di finanziamento a livello della banca. Quindi è mancata sicuramente questa cultura ed è quello che noi stiamo facendo in tutti i livelli, a tutti i livelli, dal piccolo al grande artigiano. Sì. Ma ritornando a quello che diceva il Presidente prima, la fusione è nata anche per un problema dettato dalla Banca d'Italia, nel senso che con delle regole che fissava che certi confidi, che eravamo tutti frazionati nelle varie province, non avevano titolo se non acquisendo determinate caratteristiche, determinate diciamo, strutture. Questo ha fatto sì che abbiamo fatto questa fusione e questa fusione dà adesso dei risultati proprio soprattutto nell'area così grande del Veneto, e poi mi pare che siamo anche al di fuori del Veneto stesso. Quindi ritornare al discorso, a quello che faceva la domanda lei, gli artigiani sanno esattamente che cosa noi offriamo. Questo anche è uno dei temi che cerchiamo di essere presenti, e questo oggi per esempio è già un'occasione che ci date voi, di essere una TV dove proponiamo all'artigiano non solo quando si trova nella difficoltà di entrare in banca o la necessità di avere dei soldi per poter acquistare dei macchinari, esatto, o sviluppare o ingrandire la propria azienda, ma lo deve fare anche solo e semplicemente per migliorare e per strutturare meglio la propria azienda, perché con la situazione mondiale che abbiamo, perché non è soltanto locale, o uno è organizzato e sa in qualche maniera prevedere determinati flussi o determinate crisi per evitare di finire proprio per terra, nel senso proprio di dover poi ricorrere ad altre forme di finanziamento che molte volte anche a livello proprio dei media e tutti gli input che arrivano attraverso l'informatica ti danno la possibilità di avere 10, 20, 30, 40, 50 mila euro domani mattina e qui finiscono purtroppo in un buco, perché poi alla fine questi sono veramente dei capestri, situazioni capestre in cui tanti sono incappati. Questo è importantissimo. Presidente, alla luce di quanto stiamo esponendo, che è molto importante, lei è anche lei è un artigiano del settore termoidraulico e anche lei è un imprenditore edilizia, quindi proprio due settori molto importanti e messi male. Non volevo dirlo, è così, è la voi. Allora, però mi giungono voci che qualcosa per gli artigiani, in modo particolare, il settore edilizia si è ripreso un po' con piccole ristrutturazioni, piccoli interventi, eccetera. Termoidraulica con agevolazioni di carattere fiscale qualcosa si stia muovendo, e quindi qualche imprenditore, piccolo imprenditore, insomma, perché comunque di fatto è questo, qualche artigiano riesca a prendere un po' di respiro. Però giustamente c'è un'impostazione finanziaria, quello che dicono tanti economisti, che manca. Perché? Perché sono persone di una certa esperienza che vengono dal lavoro a testa bassa, tipico della connotazione del nordestina, e quindi non hanno mai messo il naso nell'aspetto finanziario, di investimenti, di speculazioni in senso positivo del termine, che però poi portano dei benefici. E quindi che cosa lei si sente di consigliare per non sbagliare, e anche chi intraprende questa strada? Giustamente il Vicepresidente ha sottolineato alcuni aspetti a livello pratico. Quindi molto pragmatismo per chi, il nostro consiglio per i suoi colleghi, di rivolgersi alle associazioni territoriali nel caso di Confartigianato, in cui ci sono o i funzionari interni di Confartigianato o i nostri rappresentanti, che possono dare una consulenza a 360 gradi di quindi affidarsi, cioè l'impresa, esatto, perché oggi uffici non so più presentarsi in modo così diciamo così avventato, non solo in banca ma in qualsiasi, perciò l'impresa oggi deve essere ben strutturata e va preparata per quando avrà dei momenti da fare gli investimenti o cose di questo genere, e va presentata in maniera ottimale sotto tutti i punti di vista. Perciò, ripeto, come diceva lui, bilanci in ordine, budget che siano più o meno rispettato, dei business plan perlomeno anche molto, diciamo così, terra ma alquanto semplicistici, però dobbiamo essere, tra virgolette, credibili. Business plan, lei ha detto una cosa non di poco conto. Non è facile. Non è facile fare un business plan, però se non lo facciamo è peggio. Almeno farlo, magari anche non raggiungere l'obiettivo che ci siamo dati, però perlomeno dimostriamo che siamo su una certa strada e
tentiamo di raggiungere determinati risultati. Oggi anche in banca stessa gli strumenti che hanno per controllare lo scoperto di conto corrente, l'andamentale diciamo così di un'azienda, hanno strumenti che fanno gli esami del sangue in maniera approfondita, non puoi più scappare, di conseguenza non possiamo più raccontarci frottole, dobbiamo essere, come ho detto prima, credibili. Solo in questo caso naturalmente anche il bilancio stesso deve confortare quello che è l'operatività dell'azienda e insomma oggi se uno è un artigiano, anche per quanto piccolo, con qualche dipendente, il bilancio deve essere anche questo credibile, nel senso che al di là dei vari costi e dei ricavi un minimo di utile deve risultare, perché se no non hai la capacità restitutiva e chiaramente su questo poi si arena un po' tutto il discorso quando vai a chiedere un finanziamento. Il settore edilizia, quali sono stati gli errori commessi e che alcuni magari reiterano nel tempo e che hanno portato diciamo a tante chiusure di attività, perché questo è un dato di fatto? Beh, innanzitutto dal crollo della banca americana che ha dato proprio uno scossone completamente forte a livello mondiale per un problema di forse eccessiva, diciamo così, proposta di costruzioni quando non era forse necessario tutto quello sviluppo così non regolamentato, non diciamo proporzionato. Le costruzioni che sono state fatte in maniera anche poco corrette, quindi mancanza di formazione, non rispettando proprio totalmente diciamo, i requisiti dal punto di vista termico, dal punto di vista acustico delle costruzioni, quindi la perdita in sostanza anche del valore stesso dell'immobile o delle spese che è stato fatto, quindi si è arrivati a una situazione che la sappiamo di circa 8, 9, 10 anni fa. Poi il problema che si è diciamo così, seguito è stato anche un problema che prenderei anche da due parti. Uno, il fatto della mancanza di liquidità sostanzialmente di investire, perché c'era il pericolo, il dubbio se la capacità restitutiva di un singolo cittadino che vuole comprare la casa, se vede in dubbio la possibilità di lavorare perché la crisi nell'azienda dove opera non gli consente di avere uno stipendio garantito per pagare questo mutuo. Seconda cosa, è subentrata l'aspetto speculativo, forse eccessivo, proprio di determinate società, soprattutto immobiliari, che poi alla fine hanno chiuso i battenti lasciando per strada soprattutto gli artigiani. La giustizia in questo campo, ed è delicato quello che sto dicendo, però ha istituito un sistema di concordati e che effettivamente con troppa, diciamo, faciloneria, con troppa ingerenza, con faciloneria e con poco, in un certo senso, rispetto proprio a chi effettivamente poi ha pagato le spese, perché chiunque ha lavorato per queste imprese che sono andate in concordato, sì e no che ne portano a casa, non dico le cifre perché veramente è indignitoso, e lì è la mancanza e la certezza della pena che non c'è. Quindi praticamente tantissimi artigiani che non hanno ricevuto quanto a loro spettava per il lavoro svolto, loro a loro volta non hanno potuto saldare magari certe forniture e così via, quindi è stata una catena un po' di Sant'Antonio. Secondo lei la legge non ha avuto quella vision un po' più aperta di intervento o non è... Sì. Quella legge che è stata studiata proprio per concordati, che aveva le finalità proprio di salvaguardare il proseguo dell'azienda affinché potesse nel tempo pagare i debiti a chi ha fatto le forniture, chiaramente non si è verificato questo. Questo è stato sicuramente un punto che ha peggiorato la situazione. Però bisogna dire anche quello che diceva il Presidente prima, dobbiamo noi artigiani ragionare con la nostra testa, quindi voglio dire strutturarci in maniera tale di fare un passo dopo l'altro, come siamo sempre stati abituati a fare, però adesso con delle prospettive, con anche questi business plan, cioè con un programma davanti che ti consente di poter investire, acquistare dei macchinari, delle strutture che poi nel tempo devono pagarsi. Quindi è proprio questa la parte culturale che noi dobbiamo e qui chiamerei in causa, non causa ma diciamo così a sostegno, la nostra associazione che è la Confartigianato, è un'opera di sindacale che secondo noi è proprio insieme che riusciremo a vincere questo tipo di
preclusione. L'artigiano piccolo qualche volta si trova in difficoltà quasi a venire a chiedere a noi delle informazioni e non è così. Noi dobbiamo essere forse più sul territorio, più presenti e quindi favorire questo scambio di notizie e di informazioni che sono proprio utili. Corretto. Se posso integrare anche, diciamo così, aggiungendo qualcosa a quanto ho detto anche nel settore dell'edilizia, diciamo così, che purtroppo anche sul mero ottenimento di risultati da parte del mondo bancario e finanziario, fino all'altro giorno si dava soldi a tutti, anche a chi non poteva, tra virgolette, diciamo così, avere la capacità restitutiva, come diceva prima Renato Caldart. E su questo chiaramente mi ricordo che c'erano dei finanziamenti o dei mutui di casa che arrivavano a coprire il 120-130% del valore del bene immobile. È chiaro che qua si è gonfiata la bolla e poi naturalmente prima o dopo doveva scoppiare. È anche vero però, a difesa della categoria, che va detto questo, che al di là insomma della, diciamo così, della struttura normalmente insomma piccola per l'impresa artigiana, va anche detto che l'impresa artigiana, in quanto spesso magari subfornitrice di altre grosse imprese, oppure anche nel settore delle costruzioni, magari è la detentrice dell'ultimo miglio col privato, nel senso che è quella che alla fine della catena, l'ultimo anello della catena. E io dico, ho sempre detto in pratica, non tanto per ripeterlo ma perché va sottolineato, noi alle volte come categoria siamo trovati anche a subire non solo una crisi ma 3 crisi. Una data dal mondo bancario, una data dai mancati pagamenti da parte della clientela e una data anche dalle aziende fornitrici di medie e grandi dimensioni che non ti credevano più, prima ti davano 100.000 di fido e poi dicevano, quando facevano l'ordine, devi pagarmi il 50% della consegna oppure il totale. Perciò siamo trovati con una triplice entità, diciamo così, a cui non eravamo abituati e abbiamo dovuto far fronte a questi 3 eventi assolutamente inaspettati che fino a prima erano per noi argomenti, diciamo così, assolutamente no. Questo è importante, ma rilacciandomi anche a quanto diceva il vicepresidente, c'è anche un'attenzione particolare che avrebbe dovuto essere stata fatta, ma quando c'è tanto lavoro c'è ben poco tempo anche da dedicare a questo, alla formazione, a raggiungere quelle competenze, quelle conoscenze che avrebbero fatto mettere in dubbio anche certi interventi di un certo tipo che poi hanno causato quel costruito che si è costruito, quel tipo di interventistica anche nel settore termoidraulico, no? Non tutti gli artigiani e poi si è scoperto erano preparati ad affrontare eccetera, e quindi mancanza di preparazione, cioè anche l'artigiano deve, pur basandosi su un'attività che è importante, pratica eccetera, però evolversi, crescere, adeguarsi, no? Per essere consulente a sua volta. E abbiamo vissuto tutti sull'onda di quando le cose andavano bene. È chiaro che però poi insomma ritengo che questi ormai 10 anni di crisi qualcosa devono averci insegnato a tutti i livelli, dalle piccole, piccolissime microimprese, nel senso che proprio per questo... Sì, lei ha detto, però tanti artigiani, perché mi piace anche parlare con alcuni che rivestono questi ruoli, prima anche che voi veniste in trasmissione, dicono, è colpa della crisi, cioè semplicizziamo, è colpa della crisi. E questo chiude. Dobbiamo fare un po' di mea allora, culpa. questo non ti mette più in discussione, è colpa della crisi, fine, non faccio neanche più nessun tipo di retropensiero, retroanalisi e scarico. È chiaro che non eravamo alcuni preparati, non tutti, nessuno era preparato alla crisi e a questo tipo di crisi, perché ormai dopo 10 anni non possiamo più parlare di crisi e questo sarà l'andamento, ma dobbiamo fare tutti un po' di mea culpa, perché effettivamente il più delle volte non avevamo, diciamo così, gli strumenti o messo le basi per poter superare momenti di difficoltà. Quindi mancava un presupposto importante. L'associazione di categoria in generale offre questo supporto anche ai giovani, ai meno giovani, nei vari ambiti, perché poi l'artigianato spazia, veramente spazia tantissimo, perché parliamo dal settore estetica, per dire che comunque sono sempre artigiani, al settore edilizia e quant'altro, termoidraulica, ma ce ne sono veramente tantissimi. Ma anche certi settori innovativi naturalmente in cui... Poi settori innovativi, esatto, che poi parleremo anche di quello per i giovani, se ci sono prospettive, perché ci hanno anche scritto in passato, ci sono finanziamenti, progetti europei, se qualcosa per i giovani artigiani c'è, chi esce magari anche dalle scuole di formazione professionale. Prego, Presidente. L'associazione ha fatto tantissimo in questi anni, perché i corsi che ha messo in piedi a tutti i livelli
proprio dal minimo, diciamo, della sicurezza personale con i DP, poi su e su a seconda delle categorie, con tutti i corsi di preparazione proprio per rispettare le normative che esistono in Italia ma anche all'estero, perché diciamo, le nostre aziende non lavorano soltanto qui nel nostro Veneto, ma sconfinano sicuramente in Germania, in Austria come in altre parti, quindi devono attenersi a delle regole a livello europeo. L'associazione ha fatto tantissimo e sta facendo tantissimo. Poi ci sono delle aziende stesse, adesso non per dire ma la nostra, ha organizzato nel passato come minimo 1 o 2 convegni all'anno nelle zone della provincia di Belluno e anche Treviso, dei corsi specifici proprio per l'utilizzo di determinate tecnologie per quanto riguarda gli isolamenti termici, di quale noi sono stati seguiti, hanno avuto partecipazione? Hanno avuto grande partecipazione e sono delle attività anche attraverso le fiere, dalla fiera di Longarone, alla fiera di Vicenza, alla fiera di Treviso, eccetera, tutte le fiere a livello regionale. Queste fiere, queste consulenze servono proprio a elevare, quindi è stato fatto tantissimo, però c'è sempre un però, tutto queste che noi chiamiamo cultura, diciamo, dell'artigiano, poi in realtà deve calarsi nella realtà, vale a dire nel cantiere, e nel cantiere purtroppo troviamo aziende che spendono, perché poi queste cose non è che sono parzialmente gratuiti, ma l'impegno, le ore di lavoro eccetera ce le mette l'impresa o l'artigiano stesso che segue questi corsi. Ci troviamo nel cantiere che chiaramente arrivano persone che, diciamo, non hanno né arte né parte detta nel Veneto. E qui chiaramente i costi che abbiamo noi, che cerchiamo di rispettare, non li hanno, quindi dal punto di vista economico poi siamo gabbati da queste facilità. Ecco, questa è una delle cose sicuramente che poi qualche volta invece di essere soddisfatti e premiati o comunque valorizzati, ci troviamo invece penalizzati. Ecco. Questo, sì, se posso, è un aspetto dolente per quel che riguarda la cantieristica. Lo sa perché siamo in pubblicità. Lei se lo tenga ben presente questo aspetto qua, così lasciamo in suspense i nostri telespettatori. Affrontiamo questo e anche formazione per chi fruisce dell'attività artigiana, degli artigiani, quindi tutti quanti noi abbiamo bisogno di un artigiano, quindi dobbiamo conoscere anche le potenzialità che ha il settore. Dopo la pubblicità, tra pochi secondi.